È stato spazzato via dalla furia dell'acqua il ponte delle Galline a Malo. Un forte boato stanotte ha svegliato i residenti. Pochi minuti per rendersi conto che il manufatto che collegava via San Giovanni con via Kenderle non c'era più. Dentro casa al buio e l'acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Cosa è successo? Esattamente non lo so. So che ho trovato il scantinato pieno d'acqua. Ecco, presumo che il ponte che c'era ha fatto tappo con le ramaglie, con i tronchi, quelle cose lì. Il torrente non ha defluito, ha invaso i scantinati. Quando che la spinta è stata enorme è partito il ponte e si è aperto il tappo, però i scantinati erano già sotto acqua ormai. Ha allagato una piccola zona all'intorno qua del ponte. Adesso abbiamo dato aiuto a Viacqua per ripristinare in maniera temporanea l'acquedotto, e adesso siamo passati alle pulizie di queste 3 abitazioni che erano invase da acqua, ma soprattutto da fango. Altre situazioni critiche qui nella zona di Malo? Sì, abbiamo in via Monti, è stato portato via un altro ponte a causa sempre delle forti piogge, abbiamo diversi smottamenti, abbiamo tanti garage allagati, tanti sottoscala, tanti, diciamo così, edifici che hanno avuto, diciamo così, infiltrazioni di acqua. Malo devastata da quest'ondata di maltempo. Monte di Malo e la zona industriale con le aziende in ginocchio. Mi ha telefonato il vicino, che è salvo per miracolo anche lui, perché lui è 1 metro sotto del nostro livello e aveva 3 metri di acqua. Vieni perché qua ho visto le tue vetrine sfondarsi, e prima dell'una ero qua e c'era 1,20 m, vedete il segno, era già tutto pieno e perciò sei inerme, non puoi fare niente. E sono stato sempre qua a tenere perché era tutto sfondato, vediamo in che condizioni è. E adesso è arrivata la protezione civile, ma noi abbiamo cominciato stamattina con un'impresa, diciamo, privata, che ho cercato con le pompe, con l'idraulico, ho buttato fuori 1500 metri di acqua a 1,20 m abbondante.